Buongiorno amici di Matto Scacco, è finito il Tata Steel, questo torneo che abbiamo seguito dall'inizio alla fine, siamo stati bravi, dai, dite la verità. E si aggiudica il primo posto il grande Anish Giri, ha fatto un torneone allucinante, secondo posto a pari merito Abdusattorov e terzo Carlsen. Nei tornei di scacchi capita spesso che più giocatori finiscono con lo stesso punteggio, per esempio sia Abdusattorov che Carlsen hanno finito con 8 punti, quindi chi si decide chi arriva secondo o terzo? In realtà questo è un ex aequo, no? Quindi si può dire che sono arrivati entrambi secondi o entrambi terzi, vabbè, comunque sia, però ci sono delle robe per decidere chi comunque, dei metodi tecnici per fare gli spareggi, buco, robe varie, insomma cose complicate, però alla fine non c'è mai un ex aequo, c'è sempre qualcuno che va avanti all'altro per via di questi spareggi. Ma la partita che andiamo a vedere oggi è l'ultima che ha giocato il buon Anish Giri col bianco, perché è stata una partita veramente fenomenale. Contro Richard Rapport abbiamo 2764 punti per Giri e 2740, quindi parliamo di mostri sacri, e finalmente andiamo a fare un po' di battaglia. L'ultimo turno probabilmente bisogna vincere, quindi entrambi i giocatori puntano alla vittoria. Difesa siciliana è una difesa dove il nero non vuole semplicemente difendersi, ma vuole aspirare a qualcosa di più. E su alfiere G5 arriva la strana G6 che permette, dopo la cattura, di ottenere una struttura pedonale di questo tipo. Cosa ne pensi di questa struttura pedonale? Qui abbiamo un pedone di 6 isolato e il nero dovrebbe giocare per spingere D5 per eliminare prima o poi questo pedone, ma attualmente non è possibile perché la casa D5 è ben controllata. Pedoni doppiati su F6 e difficile anche la spinta F5. Quindi non lo so, anche il computer, potete vedere qui a lato la barra, questa è la barra di valutazione, più questa barra viene colorata di bianco, più il vantaggio del bianco, più è colorata di nero, più il vantaggio del nero. Alfiere B5, alfiere D7, alfiere C4, alfiere G7, qui tutto tranquillo, cambio. Ovviamente se si cattura di pedone cade il pedone di 6, quindi bisogna catturare d'alfiere, arrocco, e a questo punto, che è praticamente quasi terminato lo sviluppo, si può iniziare a pianificare qualcosa. E quale metodo più semplice di pianificare se non andare a raddoppiare e prendere di mira il punto di 6. Ricordiamoci che quando all'interno dello schieramento avversario ci sono delle debolezze, i piani di gioco, diciamo, escono abbastanza spontanei, non è che ti devi scervellare per cercare cose strane, perché ora bisogna puntare su questo pedone in D6, che è un pedone isolato, quindi lo possiamo attaccare con una batteria di donna più torri. Purtroppo non abbiamo un alfiere camposcuro per attaccarlo, possiamo fare manovre di cavallo oppure, come vediamo fra qualche mossa, cavallo D5. Perché cavallo D5? Tu potrai dire, ma l'obiettivo del bianco non è quello di andare ad attaccare questo pedone? Sì, ma altro obiettivo sicuramente è quello di andare a posizionare un pezzo leggero davanti al pedone isolato, perché la teoria lo dice, no? Quando il tuo avversario è un pedone isolato, piazzaci un pezzo leggero, se è possibile un cavallo. Dove? Mentre qui c'è questo cavallo che stoppa l'avanzata di questo pedone e questo cavallo è inattaccabile da altri pedoni, proprio la caratteristica del pedone isolato è questa, il bianco può manovrare da dietro, quindi può anche addirittura triplicare le torri e poi quando è tutto organizzato toglie il cavallo e a questo punto poi vengono scoperti tutti gli attacchi su questo pedone. Torre 8, C3, alfiere D7, alfiere B5, alfiere C6, alfiere C4, alfiere D7 e viva le ripetizioni. Torre F, va in E1, F5 e qui finalmente Rapport riesce a fare questa spinta, alfiere B3, F per E4, torre per E4, alfiere F5. Ecco, questa in realtà non è un'inchiodatura, cioè è un'inchiodatura ma non è letale, poiché il bianco può liberarsi con torre per E8, scacco, e quindi il nero è costretto a riprendere e ora la donna che è sotto attacco dell'alfiere può spostarsi. Alfiere in E6, torre in D1, finalmente arriva la batteria tanto attesa che punta Rajik su quel pedone, donna di 7, H3. Qui probabilmente dirai, ma non si potrà giocare subito, non so, cavallo F4, dove si attacca questo alfiere, ma soprattutto scopriamo l'attacco su questo pedone. In realtà questo attacco non era mortale per varie ragioni. In primis,
che dopo eventuali cambi, magari si potrà giocare semplicemente alfiere F8 e questo alfiere controlla questo pedone, ma c'è qualcosa di più interessante. Supponiamo che il nero giochi una mossa come alfiere F5, ottimo, possiamo catturare questo pedone, sì, ma bisogna calcolare, siccome c'era abbastanza tempo, qui Ghiri aveva 44 minuti, ovviamente aveva calcolato che su questa il nero andava in vantaggio perché c'era questa, attacco doppio, e non c'è modo per difendere entrambi i pezzi. Quindi, detto ciò, la mossa cavallo F4 non è buona, H3 viene giocata sulla scacchiera. B5, donna F4, tenendo un po' di mira alcuni punti, evitando anche ulteriori spinte di questo pedone. Torre C5, adesso c'è un po' di pressione su quel cavallo che decide di ritirarsi. Alfiere 5 attaccando la donna, donna in E4 e ci stiamo avvicinando al punto più interessante di tutta la partita. Tieniti forte perché questa combinazione che sta per arrivare alla fine è interessante. E adesso H6 da parte del nero e ora bisogna trovare qualcosa da fare perché si capisce che il bianco ha un po' di iniziativa, deve capire bene quale pedone spingere. È interessante probabilmente la spinta F5, almeno così da vederla, ma cattura no, il nero ha un bel po' di difensori, viene giocata alfiere D5. Qui il motore suggerisce questa mossa, alfiere per alfiere. Che cosa succede dopo alfiere per alfiere? Cattura. E ora H4, lasciando questo pedone in presa. Perché H4? Perché questo pedone non si può catturare, quindi possono arrivare avanzate con spazi anche per il cavallo, poiché se il nero va ad attaccare questo pedone c'è donna di 4, scacco, il re che si sposta, che si difende, che viene parato, a seguire c'è sempre donna per C5 e torre gratis perché il pedone D6 è inchiodato. Era veramente difficile da vedere questo colpo tattico, per questa ragione in partita non viene giocata la cattura ma alfiere D5 che, come puoi vedere dalla barra qui laterale, dopo alfiere D5 la barra del bianco perde un po' di colore. Alfiere per D5, cambi, cavallo per D5, il cavallo lì sta benissimo, torre C4, attacco sulla donna, donna in E6, F5, G per F5 e adesso ci sono due case eccezionali per questo cavallo. Te le ho evidenziate in rosso, una è quella in basso in E3, una è quella a destra in F4. Così, dove ti verrebbe più spontaneo metterlo? In E3 o in F4? Diciamo che in E3 attacchi la torre, minacci di riprenderti il pedone con scacco. In F4 minacci subito la donna, questo cavallo può andare con scacco, attacco doppio, così è distinto, quale ti piace di più? Il motore preferisce cavallo E3, ma in partita viene giocata cavallo F4, donna in E5 e adesso cavallo H5 scacco. Qui la posizione è pari, ma c'è una sola mossa buona, cioè due o tre mosse buone per il nero. Cioè quello di scappare col re indietro. Anzi, mi dice il computer, dice F8 o H8. Ok, poi scopriremo perché il G8 non funziona. Va bene. Comunque deve scappare indietro. L'idea di scappare avanti e tenere tutto sotto controllo anche grazie all'aiuto del re ed evitare scacchi, perché se scendi magari c'hai scacchi indietro, robe strane, in realtà non funziona. Poiché Regi 6, guardate la barra del bianco, wow, è salita. E ora ditemi perché la barra è così. È così tutta a favore del bianco. Riesci a vedere il colpo tattico? Ti lascio un minutino per pensarci. Ok, l'hai visto? Se l'hai visto, complimenti perché non era facile. Torre per D6 con l'idea di attaccare su questo alfiere. Che cosa succede se la donna dovesse catturare la torre? Semplicemente arriva lo scacco matto perché donna F5, la donna tiene questa casa, tiene questa casa, tiene questa casa, scacca il re, ovviamente il re non può andare indietro perché c'è il cavallo, geniale.
Dunque, su questa mossa che è stata giocata in partita, re G5 per togliersi dall'inchiodatura. Qui semplicemente anche torre F5 vince, ma Anish Giri pensa che torre D5 sia più forte e lo è. Donna in E1, scacco, ultime chance per il nero, re G2, alfiere in E7 e dopo torre F5, re H4, il re attenzione non può muoversi da nessuna parte ma non è scacco, è vicinissimo allo scacco matto e il colpo di grazia finale arriva con donna G3 scacco con per forza obbligo di cambio di donne e dopo questa situazione c'è la minaccia di matto su questo punto. Forse gli unici modi per cercare di difendere sono alfiere G5 o torre C5, ma il bianco non è costretto al cambio, può catturare qui minacciando l'alfiere che si deve spostare. Insomma, il bianco si prenderebbe un sacco di pedoni, la posizione del re nero è assurda e quindi il vantaggio è così grande che Rapport decide di abbandonare. Bellissima partita, bellissima combinazione e veramente Anish Giri ha mostrato in questo torneo tutto il suo talento. Bene ragazzi, vi ringrazio per aver visto anche oggi questo video, noi ci vediamo ovviamente domani con un altro video. Ciao, a presto!